Ciao, siamo Marina e Alessandro. Proseguiamo a presentarvi i bei posti da visitare vicino a Muravera. Noi abbiamo camminato nella strada di fianco. Oggi abbiamo deciso di dare un'occhiata al Nuraghi Sakva Seches, che si trova in cima del monte omonimo dentro una riserva forestale. Il percorso è semplice ed intuitivo, i segnali sono chiari ed è impossibile perdersi. Il nuraghi che stiamo visitando era formato da un corpo centrale e quattro torri laterali, risalente all'età del bronzo. Questa è una lucerna. La storia ufficiale racconta che i nuragici non erano navigatori, ma ci sono sulla nostra costa tantissimi nuraghi che controllano il territorio. Dal nuraghi Sakva Seches si gode una vista meravigliosa, sia verso la parte interna del territorio, sia verso tutta la costa.